qua con mister Fedele, tecnico dell'Ardor Lazzate. Mister, era una partita importantissima, stavolta esame del 9 superato a pieno con una grande vittoria su un grande avversario. Sì, era sicuramente una partita fondamentale per noi, anche perché venivamo da un turno dove non avevamo giocato a Magenta e quindi dovevamo assolutamente portare a casa i 3 punti per inseguire il sogno playoff. I ragazzi sono stati bravissimi a lottare perché è stata una partita molto difficile, soprattutto nel secondo tempo. Pensavo che la base potesse pagare lo sforzo di sabato sera contro Saronno, invece ha tenuto il campo molto bene per tutta la partita, ma noi siamo stati decisamente all'altezza. Nel primo tempo abbiamo creato anche l'occasione per fare il 2-0, purtroppo non siamo riusciti a andare sul doppio vantaggio, quindi la partita è sempre stata aperta, ma siamo stati molto bravi a non prendere gol e quindi abbiamo portato a casa 3 punti meritati, direi. Ecco, vittoria che sicuramente fa bene la classifica, perché comunque rimanete in corsa playoff, e adesso però bisogna puntare dritti così fino alla fine. Sì, esattamente, adesso non possiamo assolutamente fermarci, è il momento per accelerare, non per rallentare, e quindi ci dobbiamo far trovare ponti per le prossime 4 partite, perché adesso il campionato si divide in 2 blocchi, prima e dopo Pasqua. Noi abbiamo 4 partite da qui fino al 24 e la prima l'abbiamo portata a casa, adesso ci mancano le ultime 4 per metterci bene in posizione playoff. Perfetto mister, complimenti ancora e in bocca al lupo per il proseguo. Mister Varaldi, tecnico del Base 96. Mister, era una partita molto importante, l'avete giocata dall'inizio alla fine, testa a testa contro un ottimo avversario, alla fine hanno avuto meglio però i giocatori dell'Ardor Lazzate che hanno vinto per 1-0. Sì, penso che è una partita molto tirata, in diverse occasioni da una parte all'altra, su un campo difficile anche per le misure, perché comunque noi che siamo abituati a trovare, a cercare l'ampiezza, a cercare anche tra le linee, era difficile appunto perché comunque l'Ardor passava bene le linee, copriva bene gli spazi e quindi ci ha messo in difficoltà per esprimere il solito nostro gioco. A livello di occasioni avremmo meritato decisamente di più perché comunque siamo stati pericolosi, soprattutto nel secondo tempo. Si può recriminare su qualche episodio arbitrale, ma penso che l'arbitraggio sia stato scadente da una parte all'altra. Sì, è stato comunque, l'abbiamo detto, ha parlato anche del direttore di gara, si parlerà probabilmente in settimana di qualche episodio sia per sì, no, a favore vostro che... Sicuramente allora, il più netto di tutti era quello sul nostro attaccante Riboldi, numero 13, cioè il più netto di tutti i rigori. Probabilmente c'era un rigore anche nel primo tempo per noi, forse c'era qualche tocco di mano su qualche calcio d'angolo loro, comunque l'arbitraggio non è stato all'altezza, mostrano minuti di recupero, è stato controverso nel metro, però non sono qui a parlare dell'arbitro perché comunque il rammarico più grande è quello di aver subito gol su un regalo nostro, perché era una rimessa laterale nostra battuta in maniera ignobile, e poi è stato bravo Gian Gaspero a trovare il tiro giro. Però ecco, in certe partite così tirate i dettagli fanno la differenza, buttarla dentro alla prima occasione sicuramente ti agevola, regalare come abbiamo regalato ci ha penalizzato. Ecco, questo era uno scontro diretto per la corsa playoff, avendo perso vi sentite un po' fuori Ma no, noi abbiamo sempre toppato diciamo, la cavalcata all'entrata, pur avendo fatto un grande campionato, perché il nostro obiettivo era assolutamente la differenza dell'Ardor, che insomma dichiaratamente inizio anno ha fatto una squadra a fare i playoff, il nostro era quello di salvarci. L'abbiamo fatto con un largo anticipo, continueremo a giocare così le partite perché è giusto onorare il campionato, poi non si sa mai, comunque non ci accontentiamo dell'8º, 9º posto in classifica di sicuro. Certo. Grazie mister, gentilissimo, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao.